Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Influenza, morto al Policlinico San Marco di Catania un cinquantenne arrivato in ospedale con una grave insufficienza respiratoria, ha avuto complicanze neurologiche e 2 infarti. Sicurezza, c'è un piano del Comune per lo Zen di Palermo, 200 telecamere di videosorveglianze, navette gratuite all'interno del quartiere, speciali dispositivi sugli autobus. Anche nel Siracusano i cittadini chiedono più controlli dopo furti e intimidazioni ai commercianti. Era un predatore sessuale, rese note le motivazioni della sentenza di condanna dell'ex sacerdote Don Rugolo, consultava siti porno e faceva approcci mascherati da scherzi. Freddo intenso, sull'Etna imbiancato, soccorse 2 famiglie in difficoltà, gli alunni nelle aule al gelo, a Librino si fa lezione con scarpa e cappotti. Calcio, pari e rimpianti per il Palermo che a Mantova è stato raggiunto al 95esimo, Inzaghi, meritavamo la vittoria. Serie C, il Catania batte la Cavese e riaggancia al primo posto il Benevento, il neo acquisto Bruzzaniti e Caturano tra i protagonisti alla vittoria sui campani. Basket, Trapani Shark esclusa dal campionato di Serie A, ma la società resta in vita, disposta l'ammenda di 600.000 euro. Bentrovati, in apertura parliamo della morte di un uomo di 50 anni avvenuto a Catania dopo aver contratto l'influenza. È arrivato al Policlinico San Marco con una grave crisi respiratoria, è stato intubato e poi sottoposto ad ECMO, alla respirazione extracorporea, ma ha avuto un peggioramento neurologico e poi anche 2 infarti e non ce l'ha fatta. Tonino De Mano. Colpito da influenza, un uomo di 50 anni, residente a Catania, è morto al Policlinico Universitario Rodolico San Marco, dove era ricoverato per una gravissima insufficienza respiratoria correlata ad un'infezione da virus influenzale di tipo A, sottotipo H3N2, ultima variante isolata del ceppo influenzale. Al momento i medici non possono confermare se si tratti della cosiddetta variante K. Si tratta di uno dei 3 pazienti gravi che erano stati sottoposti a respirazione extracorporea. L'uomo era giunto il 5 gennaio scorso al pronto soccorso dell'ospedale San Marco in condizioni critiche, in crisi respiratoria ed in arresto cardiaco. È stato immediatamente intubato e sottoposto a prelievi di sangue per accertare l'eventuale infezione influenzale, quindi è stato trasferito d'urgenza al Policlinico per l'avvio del supporto ECMO, una tecnica di ossigenazione extracorporea utilizzata nei casi di insufficienza respiratoria acuta. Il paziente dal punto di vista respiratorio aveva risposto bene, ma purtroppo ha avuto un netto peggioramento dal punto di vista neurologico. Dopo 2 arresti cardiaci consecutivi venerdì è avvenuto il decesso. L'uomo non aveva altre patologie. 200 telecamere di videosorveglianza, navette gratuite dell'AMAT, aggiuntive alle linee già in servizio e pulizia straordinaria da parte della RAP. Sono questi alcuni dei provvedimenti che sono stati decisi durante il vertice convocato al sindaco di Palermo per aumentare la sicurezza nel quartiere Zen. Ancora Tonino De Mano. In una Palermo violenta, dove furti e rapine sono all'ordine del giorno e dove si sono registrati 4 morti tra giovanissimi, tra zone rosse istituite nel centro storico per bloccare l'ingresso di soggetti pericolosi, c'è un'emergenza nell'emergenza ed arriva dallo Zen, un quartiere ribattezzato Polveriere e balzato agli onori della cronaca dopo gli spari alla parrocchia di San Filippo Neri. E proprio in parrocchia si sono riuniti Giovanni Giannalia, gli assessori comunali, i presidenti delle partecipate del comune, il comandante della polizia municipale Angelo Coluccello, cittadini e rappresentanti di associazioni che operano nel territorio. La risposta è stata immediata: spazzamento, bonifiche, navette gratuite all'interno del quartiere, nuovi dispositivi all'interno di autobus a tutela di utenti e conducenti e 200 nuove telecamere per la videosorveglianza. Entrare nel cervello di questi ragazzi ci vuole veramente soltanto il Signore, quindi si può riuscire. Io quello che sto facendo è i passi dovuti davanti a una situazione del genere. Dallo Zen al centro storico, ostaggio anche in questo caso di delinquenti che prendono di mira turisti o ristoratori. Da qui lo sfogo a Buongiorno Sicilia dello chef Natale Giunta. Io non posso entrare, no Maranza, occhiali Cartier, barba da delinquente, con la nona. Tu qua non sei gradito, non devi entrare. Quella di Giunta non è solo la provocazione, tanto che ha deciso di stampare questi adesivi per proporli gratuitamente ai colleghi esasperati come lui. No Maranza. Ciao. Anche nel Siracusano, dopo gli ultimi episodi di intimidazioni e furti, cresce l'allarme sicurezza. Domani ci sarà un vertice convocato in prefettura per l'ordine e la sicurezza. Francesco Aloi.
La sera, le risse che si vedono in giro, i negozi, le vetrine divelte, quindi sicuramente una maggiore presenza da parte dello Stato sarebbe gradita in questo periodo soprattutto. Ci sono furti, aggressioni e per questo motivo chiediamo maggiore sicurezza. Dall'entroterra alla costa, dai furti con spaccata per svaligiare i bancomat alle intimidazioni ai commercianti. Nel siracusano è allarme sicurezza e la richiesta è una: più controlli anche durante la notte. Sta capitando ovunque, la sera che c'è meno sicurezza. Non si riesce a uscire con quella tranquillità anche per farsi una passeggiata, anche portare giù il cane, perché magari non sai anche chi incontri. A mio avviso sarebbe necessario un po' incrementare il controllo, installare sicuramente più videocamere di sorveglianza anche nelle zone più trafficate della città. Già qualche settimana fa in prefettura si era deciso di intensificare i controlli, almeno in città, ma questo sembra non aver intimorito la criminalità. Così, soprattutto chi ha un'attività commerciale vive nella paura. Forse serve ancora di più intensificare questo, sappiamo che però ci sono delle difficoltà di organico e quindi questo magari può favorire o può dare una minore percezione del controllo del territorio. A breve comunque si riunirà di nuovo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e sempre nei prossimi giorni potrebbe esserci anche una manifestazione di piazza organizzata dalle associazioni anti-racket. Intanto di questa escalation criminale è stato informato anche il Ministro dell'Interno Piantedosi. La polizia ha arrestato in flagranza di reato 4 giovani di Catania che nella notte dell'Epifania hanno messo a segno una rapina in un tabacchino presente in una stazione di servizio nel territorio di Caltagirone. I 4 rapinatori con diversi precedenti sono stati intercettati mentre facevano rientro a Catania dai poliziotti della squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. A bordo dell'auto, con targa parzialmente coperta, avevano circa 300 pacchi di sigarette unitamente ad alcune sigarette elettroniche per un valore commerciale di 5.000 euro, nonché il fondo cassa dell'esercizio commerciale per circa 120 euro in moneta. È stato considerato un predatore sessuale, sono queste le motivazioni della sentenza di condanna che descrivono l'ex sacerdote Giuseppe Regolo. Ecco cosa scrivono i giudici nel servizio di GR Italia. Atti fisici a chiara connotazione sessuale camuffati da scherzi camerateschi, palpeggiamenti, contatti insistiti e una manipolazione psicologica esercitata sui ragazzi più fragili. È il quadro delineato dalle motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna a 3 anni di carcere per Giuseppe Rugolo, ex sacerdote, già giudicato colpevole in primo grado dal Tribunale di Enna. Dopo 180 giorni i giudici depositano un testo che rafforza la ricostruzione già accolta in primo grado e conferma l'attendibilità della vittima, il giovane archeologo Antonio Messina, che ha denunciato il prelato. Secondo la Corte non si tratta di episodi equivoci o di rapporti consensuali come sostenuto dalla difesa, ma di una condotta reiterata, incompatibile con il ruolo educativo e di guida spirituale ricoperto dall'imputato. I magistrati parlano di un approccio invadente e predatorio, contrassegnato da una vera e propria devianza sessuale mascherata da missione pastorale. Oltre agli abusi fisici emerge l'uso di strategie di manipolazione psicologica, attraverso le quali Rugolo avrebbe normalizzato comportamenti del tutto inappropriati, sfruttando la propria autorità sui minorenni. A rafforzare il quadro accusatorio anche un dato ritenuto significativo: oltre 19.000 accessi a siti pornografici in soli 9 mesi, elemento che per i giudici contribuisce a delineare il profilo di una personalità deviata, già confermata dalle testimonianze raccolte nel processo. Sul piano istituzionale i giudici precisano che per la diocesi di Piazza Armerina non c'è stato un proscioglimento nel merito. La curia, inizialmente ritenuta responsabile civile, viene esclusa in appello perché è considerato un ufficio interno alla diocesi. Quanto al ruolo del vescovo Rosario Gisana, oggi imputato per falsa testimonianza insieme al vicario giudiziale Vincenzo Murgano, la Corte d'Appello richiama integralmente le valutazioni già espresse dal Tribunale di Enna. Tutti i motivi di appello sono stati respinti. Per i giudici la ricostruzione dei fatti è solida e la tesi difensiva del consenso crolla definitivamente sotto il peso delle prove. Il freddo intenso di questi giorni si fa sentire anche nelle scuole non adeguatamente riscaldate. A Catania, in un plesso di Librino, si fa lezione con sciarpe e cappotti. Giusy Lazzara.
Ore 10 a lezione con cappotti e sciarpe dentro le aule gelide. Benvenuti nel plesso Masseria Moncada di Librino dell'Istituto Comprensivo Rita Atria di Catania. Un anno fa il furto dei motori e dei cavi elettrici hanno messo fuori uso il sistema dei condizionatori. Risultato, 3 piani dell'istituto al freddo. C'è davvero un freddo incredibile. Cosa chiede a questo punto all'amministrazione? Interventi che andrebbero organizzati e strutturati anche nel corso dell'anno e non certamente a ridosso della stagione fredda. Noi facciamo le nostre richieste, ma insomma. Entriamo in una delle aule della scuola primaria, oggi deserta. Quando si entra qua dentro troviamo i pinguini che passeggiano nel corridoio e dentro le classi. Quelli che patiscono molto il freddo sono questi di sotto, cioè infanzia e primaria. Non va meglio negli altri 8 plessi dell'Istituto Atria, che accolgono complessivamente 1200 alunni. Quando le classi sono piene non possiamo dare aiuto, escono fuori. Se c'è il sole preferiamo stare fuori al sole dove non c'è freddo. In quello Gramignani, ad esempio, si battono i denti. La potenza elettrica non è sufficiente per alimentare i radiatori e la caldaia non funziona da anni. E l'ondata di gelo ha imbiancato tutte le cime della Sicilia, a partire dall'Etna, che viene presa sistematicamente d'assalto, non senza inconvenienti. Eva Spampinato. È uno scenario suggestivo e affascinante quello che trasforma l'Etna quando cade abbondante la neve, come quella che vedete nei video realizzati dagli escursionisti che ieri hanno affrontato i tornanti del vulcano per raggiungere Piano Provenzana. Qui a Etna Nord gli impianti di risalita rimangono chiusi. La neve c'è, ma non basta per far girare seggiovie e ski lift, complice anche il forte vento che l'ha spazzata lontana dalle piste. Poco conta, i gitanti ieri hanno lo stesso preso d'assalto il vulcano, molti però non curanti dei pericoli. Sull'Etna le condizioni meteorologiche cambiano repentinamente, che nel giro di un'ora si può passare dal sole pieno a una tempesta di neve. Questo succede ovunque in alta montagna. L'Etna non è solo un vulcano, ma è anche una montagna, ed è una montagna alta, peraltro al centro del Mediterraneo. La voglia di neve dunque non ferma neppure chi non è attrezzato adeguatamente per affrontare la montagna. Disagi sulla viabilità, soprattutto nel versante sud, traffico in tilt per auto e bus senza gomme da neve. A Nicolosi, volontari e vigili urbani hanno regolato il flusso. A Piano Provenzana è dovuto intervenire il soccorso alpino per aiutare 2 famiglie con bambini e un neonato bloccate su strade ghiacciate con mezzi non attrezzati, mentre a sud sono intervenuti gli uomini della forestale. Siamo andati a recuperare 4 ragazzi che si erano persi, c'era una tormenta sul piano Mirio di Biancavilla e lì siamo andati a recuperare, peraltro non avevano catene, non avevano nulla. L'invito resta uno e sempre lo stesso: prudenza, catene a bordo e attenzione alle condizioni meteo. Il loro scopo è alleggerire la pressione che c'è negli ospedali, in primis nei pronto soccorsi, e fornire un presidio sanitario diretto al cittadino. Stiamo parlando delle case di comunità, si chiamano così. A Monreale ne è stata inaugurata una, ma nei prossimi mesi in Sicilia ne dovrebbero sorgere ben 150. Sentiamo Marco Gulla. È stata inaugurata questa mattina a Monreale la Casa della Comunità, una nuova struttura della sanità territoriale che rappresenta un punto importante per i cittadini della provincia e soprattutto consente di alleggerire la pressione che c'è negli ospedali, soprattutto in questo periodo. Servirà da polmone per evitare da un lato l'intasamento degli ospedali quando non ve ne sarà bisogno, dall'altro lato una corretta assistenza nei confronti dei pazienti. In tutta la Sicilia in questi mesi di case di comunità ne saranno aperte oltre 150, tutte realizzate con i fondi del PNRR. Una sanità diversa, territoriale, più a contatto con il cittadino per evitare il sovraffollamento degli ospedali. Il DM77 apriva già nel 2022 alla necessità di strutturare percorsi che avvicinassero di più gli operatori ai cittadini. Cioè il cittadino dovrà anche riconoscere a queste strutture quella capacità che hanno di poter far fronte a dei bisogni che non sono complessi, che non sono acuti, a cui continuerà naturalmente dare la risposta il presidio ospedaliero di riferimento. La casa di comunità è un principio di continuità assistenziale, fatto anche di diagnostica, fatto di percorsi terapeutici. Adesso una breve pausa, poi parleremo di musica, ma anche di una mostra avvenuta e tenuta che tuttora c'è a Catania. A tra poco.
Ha voluto portare un po' di serenità ai piccoli pazienti ricoverati nella pediatria dell'ospedale San Marco di Catania. Stiamo parlando del cantautore Lorenzo Fragola. Vediamo nel servizio di Luca Ciliberti. Mattinata di grandi emozioni all'ospedale San Marco di Catania, dove quasi a sorpresa è arrivato Lorenzo Fragola, noto cantautore, già vincitore di un'edizione di X Factor, per fare visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria. L'artista è stato accolto dalla direttrice del reparto, Milena Laspina, tra i sorrisi dei bambini e del personale. Imbracciando la sua chitarra ha intrattenuto tutti per regalare un pizzico di distrazione e leggerezza per tutti coloro, degenti, genitori, operatori sanitari che ogni giorno sono costretti a fare i conti con la malattia e spesso con la solitudine. L'evento rientra nella splendida iniziativa Musica in Corsia, portata avanti con passione dall'associazione Corsia a Colori, con la collaborazione dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Rodolico San Marco di Catania, diretta da Giorgio Santonocito. L'obiettivo è quello di trasformare l'ambiente ospedaliero in un luogo di vita, dove anche la musica diventa parte del percorso di cura. Si chiama Si muove la città ed è una mostra dedicata al quartiere San Cristoforo di Catania. Ce ne parla Orazio Longo. Una mostra che si traduce come una dichiarazione di intenti, quella di dimostrare come anche le periferie siano un contesto in evoluzione e le fotografie vogliono ridisegnare in qualche modo la dignità di luoghi e persone. Si muove la città, sguardi sul quartiere di San Cristoforo e la mostra promossa dalla Caritas è ospitata al Museo Diocesano di Catania con gli scatti di una ventina di studenti che hanno partecipato al workshop e al laboratorio su strada nell'ambito del progetto nazionale Percorsi di Speranza. Dettagli di vicoli, monumenti storici, aree abbandonate e altre rifiorite tra le immagini proposte. I ragazzi si sono mossi per mostrarci parti di bellezza legate al loro quartiere, sperando che questo loro movimento susciti l'altro di ritorno, cioè una città capace di muoversi verso queste zone, tante volte raccontate male, dove invece c'è tanta bellezza da scoprire. Il percorso si è articolato su 2 canali, ha spiegato Valeria Pisasale, commissario arcivescovile della Confraternita Maria Santissima del Soccorso. Nato nell'anno giubilare, il progetto è rivolto alle 14 città metropolitane d'Italia e vede al centro coloro che vivono esperienze di emergenza abitativa in un preciso quartiere scelto della città. La mostra è stata realizzata con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania e col contributo di una rete di associazioni del territorio. Adesso una breve pausa, poi parleremo di calcio ma anche di pallacanestro. A tra poco. Un pareggio che profuma di rimpianto, quello del Palermo a Mantova, è stato raggiunto al 95esimo. Inzaghi dice: meritavamo la vittoria. Marco Gullà. Ancora una volta la cosiddetta zona Cesarini inchioda il Palermo. È il 95esimo quando Marras del Mantova si inventa questo gol. Il vantaggio di Ceccaroni nel primo tempo viene annullato. Il Palermo porta a casa un solo punto tra rimpianti e recriminazioni per non aver chiuso prima il match. I rosanero ieri a Mantova hanno comunque giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Dopo il gol di Ceccaroni la formazione di Inzaghi ha avuto le occasioni per chiuderla, ma l'ex Bardi è stato bravo su Poyampalo. Nella ripresa i ritmi si sono abbassati fino al pareggio del Mantova. Mi dispiace perché oggi la squadra si può rimproverare poco se non quello di non averla chiusa. Quando hai 6-7 occasioni del genere devi andare sul 2-0 perché poi anche se non abbiamo mai sofferto un tiro, magari il tiro della domenica, e può succedere quello che è successo. Dispiace, però bisogna ripartire, la prestazione è stata fatta. Il primo gol di Ceccaroni in campionato sembrava aver messo le ali ai rosanero. Ci dispiace parecchio perché rispetto magari a quella che è stata la partita d'Avellino, oggi c'è stata una grande prestazione, abbiamo avuto tante palle gol, non abbiamo subito praticamente niente. Dispiace, però questo è il calcio e dobbiamo ripartire. Abbiamo finito il girone d'andata, adesso bisogna dare continuità a quello che è stato l'ultimo periodo. E il Palermo proverà a ripartire domenica al Barbera nel match contro lo Spezia. Il Catania è nuovamente capolista in Serie C. Sentiamo Marco Carli.
Per riscrivere il finale servono alternative superiori. Il Catania con la Cavese, dopo una partita difficile, ha dimostrato nel modo più chiaro possibile di avere un organico di altissimo livello. Se i protagonisti, oltre al sempre presente Di Gennaro, arrivano tutti dalla panchina, Bruzzaniti, autore dei 2 assist, Rolfini che avrebbe meritato il gol, Caturano che si è sbloccato con una rete in acrobazia, se gli ultimi 3 appunto sono tutti subentrati, il messaggio è chiaro. Il Catania può risolvere tanti problemi con la qualità dell'ampia rosa. Con la Cavese l'ha fatto nel finale di partita. Eravamo una delle poche squadre al vertice che non aveva vinto mai una partita nei minuti finali, quindi averlo fatto oggi vuol dire che la squadra l'ha metabolizzato questo concetto, e anche perché in un campionato ci vogliono delle partite equilibrate dove la devi sbloccare alla fine. Prima della rete di Di Gennaro, che insieme al pari del Benevento riporta il Catania in testa, è tutto più complicato. La Cavese regge, gioca anche meglio in avvio di ripresa ma senza impensierire Dini. Il Catania si affida ai piazzati e pur non incantando crea occasioni per passare anche in avvio di partita, non concretizzate. Poi nella ripresa i cambi. Rolfini si muove su tutto il fronte d'attacco, Bruzzaniti si dimostra un grande acquisto, il prossimo sulla lista degli arrivi ufficiali è Miceli. Caturano si sblocca, si commuove e racconta l'attesa che l'ha portato a tornare protagonista. Veramente dentro ci tenevo tantissimo, è stato un'esplosione di gioia indescrivibile, quindi era tutta quella la emozione, proprio perché non vedevo l'ora. Parliamo adesso di basket. Il giudice sportivo ha escluso la Trapani Shark con effetto immediato dalla Serie A. Sentiamo Laura Spanò. Finisce nel peggiore dei modi la vicenda legata alla Trapani Shark, la squadra di basket del patron Valerio Antonini, che da settimane fa i conti con diversi punti di penalizzazione in campionato a causa di irregolarità amministrative nei pagamenti di ritenute e contributi. L'ultimo atto arriva dal giudice sportivo che ha escluso la Trapani Shark con effetto immediato dalla Serie A di basket 2025-26. Questa è la decisione dopo quanto accaduto nella gara di sabato fra i Granata e Trento e preso atto sia del rapporto della gara redatto dal sostituto procuratore federale sia dalla precedente rinuncia da parte del club alla partita contro la Virtus Bologna. La misura è stata decisa in seguito alla mancanza di uguaglianza competitiva. Il giudice ha quindi disposto l'esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al campionato di Serie A per la stagione in corso, ha annullato tutte le partite sin qui disputate dalla Shark, ha combinato un'ammenda di 600.000 euro e al patron Valerio Antonini inflitto un'inibizione di 3 mesi. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli eventuali accertamenti di competenza. Il campionato della Shark era iniziato con 4 punti di penalizzazione frutto di irregolarità amministrative relative al corretto adempimento dei versamenti IRPEF e INPS. A novembre poi un ulteriore punto di penalizzazione e altri 3 a fine dicembre per irregolarità amministrative nell'iscrizione al campionato 2025-26. Il 9 gennaio poi un altro -2. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 14. A tutti una buona giornata, vi lascio con la rassegna stampa.